Ma le frittatine di riso, voi le avete mai fatte? E già, via carta e penna e venite a presa a me. La prima cosa ho scaldato mezzo chilo di riso, poi tenevo un po' di salsa che avevo preparato ieri, guardate quanto è bella, ho valluto come dico io, che sta là per Vesuvio, guardate. Ci mettete un paio di cupini perché deve diventare rosa, non rosso. Ecco qua, girate e ci mettete 5 uova, ecco qua. Poi io ci metto anche un cubetto di basilico, quelli là che faccio io, fino a sotto, un po' di prosciutto cotto, voi ci potete mettere un salame, qualsiasi salume tenete. Tenevo un po' di caciocavallo e ce lo metto, e ci metto anche un po' di parmigiano e pecorino mischiati insieme, tutte e due cose. E mo facciamo un giramento, un misca Francesca. Ammiscate sempre tanto bello. Mo prendete una padellina piccolina e ci facete giusto un giro ruoio a sentimento. Ci mettete, fate girare bene bene in tutta la padella e ci mettete un po' di pane grattugiato, che serve sempre per fare quella decorazione croccante. Poi come sempre sentite tutto il fravocatura e ci mettete un paio di cucciarelle di riso e lo schiacciate tanto bello. Questa è una padellina piccolina, ma voi potete usare qualsiasi forma tenete o che volete. Mo ci taglio un po' di mozzarella, io tenevo la treccina e ci metto la treccina. Voi ci potete mettere anche il garbanone, a scamorzo, quello che tenete, e lo sistemate così, guardate, ecco qua. Me ne ha pochi, che a me mi pare sempre poco. Poi prendete un altro paio di cucciarelle di risi e ce le incappate sopra così. Ecco qua, pure si prepara assai, mi preoccupate, che se ci ho mettito, ci ho trovato i figli vostri che mangiano. A me i figli mi sono accorto, si mangia pure a me. Ecco qua, guardate. E mo la mettiamo sul fuoco piano piano. Ragazzi, eccola qua, una sta friggendo e un'altra l'ho preparata per metterle al forno. Vi ho fatto vedere tutte e due le varianti, la potete fare sia fritta che al forno, come preferite. Questa qua al forno la fate cuocere per 35 minuti a 180 gradi, ogni tanto è da noi. Ecco qua ragazzi, l'ho girata col coperchio, vedete? E mo mettiamo una lavatrice padellina e poi la rimettiamo sul fuoco. Eccole qua ragazzi, sono pronte tutte e due, quella alla fritta e quella alla forno. Assaggiamo. Guardate questo com'è bellino. Ragazzi, io non l'ho assaggiata perché sono le 10 del mattino. La verità, non mi ho mangiato pigliato un caffè. Questa me la mangio più tardi, perché questa a casa si mangia posata, si mangia riposata, ma mangia fredda. Buona giornata a tutti quanti.